Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi un bellissimo sole, ci sono un po' di nuvole, molto vento, insomma medio moderato, però si sente, picchia soprattutto sul mare, ci sono un po' di mareggiate e comunque la temperatura siamo intorno ai 25 gradi, si sta benissimo. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Ciao Armando, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti e buona giornata. Allora, dove ti trovi in questo momento, Armando? Ho appena fatto un sopralluogo in un bel centro storico per valutare un pochettino le azioni di questa nuova legge regionale che permetterà l'apertura di piccoli negozi. Il bando ormai è uscito e darà 300 euro alle nuove aperture per 5 anni, e questo diventa un presidio importante per mantenere vivi i territori, perché sapete bene che avere un'attività commerciale in un centro storico vuol dire permettere la vita all'interno della socialità di un borgo. Ecco, esattamente che centro storico ti trovi in questo momento, Armando? Nel centro storico di Vallebona. Ah, bellissima Vallebona, salutiamo i nostri radioascoltatori e i nostri amici di Vallebona, perché è veramente un bellissimo borgo in provincia di Imperia, e insomma ti trovi in un bellissimo posto, ma la Liguria è tutta bella, Armando. Ma diciamo che noi abbiamo questa grande fortuna che è stata accolta negli anni anche da tutti gli amministratori locali e delle associazioni datoriali, che il clima non bastava, adesso c'è proprio la qualità enogastronomica della cultura e della riscoperta che insieme al mare esiste l'entroterra, quindi abbiamo una carta vincente che sta diventando sempre di più un marketing territoriale anche per gli stranieri. Per un turismo tutto l'anno, ma passiamo ai problemi invece che ci sono soprattutto nell'estremo opponente della Liguria. Allora, c'è stata una sparatoria, insomma coltelli, risse, aggressioni eccetera, campo migranti ovviamente abusivo sul campo Roia, la situazione nella zona di confine è chiaramente esplosiva, però diciamo che il nostro sindaco Flavio Di Muro è corso subito a ripare, ha reagito immediatamente. Tra l'altro oggi sui giornali c'è scritto: le ruspe da noi a Ventimiglia sono sempre accese, e quindi è stato sgomberato il campo migranti abusivo del Roia, un atto deciso, tempestivo, giusto, conforme alla legge, e direi che a differenza della sinistra, insomma, noi della Lega abbiamo fatto qualcosa, ecco. Certo, intanto va fatto un enorme applauso al sindaco Di Muro, alla sua giunta, alla sua amministrazione di centrodestra, perché per l'ennesima volta ha dimostrato che quello che sono il pacchetto normativo oggi vigente in Italia, quindi nel perimetro che tu dicevi correttamente della legittimità e della legalità, fa vedere la presenza del Comune, dello Stato, in un principio di collaborazione. Ringrazio anche le forze dell'ordine, la prefettura, la questura, tutti gli uomini e le donne dei carabinieri, della polizia, della Guardia di Finanza, che insieme al sindaco costituiscono quella task force che devono dimostrare a tutti coloro che professano bene l'idea dell'integrazione, ma non si rendono conto che questa non è integrazione, questa è delinquenza allo stato puro, che va repressa attraverso azioni come spesso sta accadendo. Ancora 2 giorni fa circa 40 persone abusive sul territorio italiano a Ventimiglia, e poi il problema devono risolverlo i sindaci e gli enti locali. In questo caso, come ti dicevo, un sindaco che essendo anche un ex onorevole, ha contezza di quello che sono le norme e quello che può essere fatto sul territorio, ha dimostrato rispetto a attacchi sterili di un consigliere regionale che è stato anche sindaco di Ventimiglia, che anziché mettersi a disposizione, mi riferisco al consigliere Ioculano, anziché mettersi a disposizione e di far squadra contro un problema che tocca i cittadini, perché qua stiamo parlando di una donna, di un uomo,
di un bambino che magari per strada non si sentono sicuri. E quindi stiamo restituendo come Lega, come sindaco di Muro, quella sicurezza ai cittadini. Quindi completo la mia riflessione, questa azione con le ruspe sempre accese, con la chiave ben inserita, dimostra che non c'è il timore reverenziale di chi utilizza probabilmente il tema degli migranti solo per speculazioni politiche. Ecco, tu hai citato il consigliere regionale del PD, Oculano, che è stato anche sindaco di Ventimiglia. Ecco, ci sono state delle posizioni che io sinceramente non capisco. Ossia, cioè, sembra quasi che adesso il problema dei migranti sia da ascrivere, secondo loro, alla Lega, al centrodestra. Ora, quando sappiamo tutti che sono proprio loro di sinistra che in questi anni hanno rovinato l'Italia e hanno sostenuto questa immigrazione, tra virgolette, selvaggia e ancora adesso sostengono le ONG varie, insomma c'è tutta una politica a favore, pro migranti, che chiaramente non è di destra. Quindi il problema che c'è a Ventimiglia, così come a Genova, così come a Milano, a Roma, nelle grandi altre città, insomma non può essere imputato senz'altro alla destra, tantomeno alla Lega ovviamente. Ma guarda, partirei da questa riflessione molto quotidiana che abbiamo appreso anche ieri da quello che sta accadendo in Francia. Stanno cadendo le maschere, per cui sta emergendo quello che è il ruolo della politica nella correttezza e nel rispetto delle leggi rispetto a coloro, in questo caso la sinistra, che non rispettando le leggi, perché qua stiamo parlando che se un cittadino che proviene da un altro stato, da un altro continente, è regolare e viene a lavorare, noi abbiamo bisogno di personale regolare che venga a lavorare per le aziende, quindi non essere demagogici, ma qua stiamo parlando di legittimare l'abusivismo, legittimare quello che non è le regole delle norme vigenti del nostro Stato, per cui rimandiamo al mittente che i problemi che oggi in modo legittimo deve risolvere il sindaco di Muro e altri sindaci d'Italia del centrodestra sono, come dicevi bene tu, creati ad hoc. Spesso abbiamo visto anche le indagini sulle cooperative rosse cosa hanno prodotto, per cui ovviamente non è un attacco alla persona, ma una mentalità ormai spesso diffusa che qualcuno ha il diritto, nel non rispetto della legge, di creare problemi ai cittadini dicendo che poi è colpa di altri. Quindi sicuramente bisogna sottolineare che è arrivato il momento, come sta accadendo in Francia, lo dicevamo prima, che diversi governi di centrosinistra stanno fallendo e la Francia si è trovata ad accettare in modo indiscriminato tutto nelle condizioni di dover quasi dichiarare la bancarotta. E la Francia ha dimostrato che con quel tappo che ha messo tra Ventimiglia e Mentone crea problemi a chi come noi invece vuole regolarizzare chi ha il diritto e vuole rimandare al proprio paese chi viene in questo nostro Stato per delinquere, perché ovviamente non ha le condizioni per avere la nazionalità. Ecco, senti, io volevo un attimo chiudere questo collegamento con te parlando di cose un po' più leggere. Com'è andata l'estate in provincia di Imperia, turisti eccetera? Ce sono state? Ma devo dirti che c'è stata molta pubblicità negativa in Italia dicendo che il turismo è diminuito, che ci sono numeri preoccupanti. In Liguria, in provincia di Imperia, invece si registrano dati che comunque il nostro turismo ha tenuto, è in crescita ulteriore di presenze. È chiaro che bisogna innovarsi, perché il tema che spesso abbiamo visto negli ultimi 30 anni di vacanze molto lunghe, dove uno si prendeva 10 giorni, non sono più tali, e probabilmente la Liguria ha quel tipo di prodotto che dicevamo prima, tra il mare, l'entroterra, le bellezze naturali, la cultura, l'enogastronomia, la cucina bianca, che sta sempre di più attraendo un mercato innovativo che qua non sarebbe venuto. Per cui noi non siamo il turismo di Rimini, Mordi e Fuggi o della Movida, noi siamo un turismo di qualità che però può durare nel tempo e allarga la stagionalità. Quindi devo dirti che da consigliere regionale, da cittadino della Liguria, cittadino della provincia di Imperia,
siamo contenti perché il trend è un trend in crescita e positivo. Non ci dobbiamo adagiare sugli allori perché le crisi globali dimostrano che ci vuole pochissimo tempo a poi avere una controtendenza, ma vedo e ringrazio chi opera, il nostro assessore al turismo Lombardi, le varie associazioni datoriali che ho notato sempre di più tra di loro collaborano, e c'è nata anche la cultura di far rete in quel famoso marketing territoriale tra tutti gli enti, regione, provincia, comuni. Quindi andiamo avanti così e cerchiamo di avere veramente l'idea che si possono cambiare le cose e dare un valore di PIL anche al nostro territorio. Benissimo, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Armando. Grazie caro, ciao. Ciao. Grazie ancora ad Armando Biasi, consigliere regionale, presidente della terza commissione attività produttive, e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo regionale Sara Foscolo. Sentiamo se Sara è già in linea. Ciao Sara, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti, sì ci sono. Ciao, dove ti trovi in questo momento Sara? Guarda, sono ancora a Borgio e adesso parto che devo venire a Genova, che alle 2:30 abbiamo un'audizione di una struttura per disabili di Savona che è in difficoltà a reperire gli spazi, e quindi me ne ero interessata. Oggi sarà in audizione con tutti i capigruppo e vediamo di riuscire a risolvere i problemi. Speriamo. Come si chiama l'associazione? AIAS. Allora, un saluto da Radio Libertà ai nostri amici di AIAS, ma rimaniamo sempre sul tuo territorio, ossia nel Ponente Ligure, e sempre sul tema sanità, perché c'è stata una novità molto importante. Proprio l'altra sera il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha deciso di tenere aperto il punto di primo intervento, il PP del Santa Maria di Misericordia di Albenga, per 24 ore anziché 12 ore. Quindi continuare questa sperimentazione che si era attuata per la fase estiva. Un punto molto importante per il territorio, Sara. È una cosa molto importante per il territorio perché l'ospedale di Albenga serve un territorio molto vasto, perché oltre a Albenga pensiamo a tutto l'entroterra in Gauno, ai piccoli paesi che impiegano anche molto tempo a scendere, e soprattutto per le patologie meno urgenti, meno gravi, è un sollievo per i medici del Santa Corona, che invece il pronto soccorso di Santa Corona ovviamente l'abbiamo vissuto anche durante l'estate, è oberato di lavoro. Quello che auspico, che l'ho detto anche questa mattina sui giornali, non so se è già uscito comunicato, che non vengano toccati i servizi presso i pronti soccorso di Savona e di Santa Corona, perché quello sarebbe un danno per un'altra parte di territorio e ovviamente per gli operatori sanitari che lavorano nei pronto soccorso. Pronto? Mi sa che è caduta la linea per quanto riguarda Fabrizio. Lo richiamo un attimo, lo ricollego, rimanga un attimo in linea. Va bene, grazie. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
Fabrizio, a te la linea. Eccoci, il bello della diretta, siamo di nuovo qui su Radio Libertà, era caduta la linea. Dunque, dicevo, quindi una bella notizia l'apertura 24 ore del punto di primo intervento di Albenga, però diciamo c'è adesso il problema del personale. Quindi dicevo, l'ASL 2 Savonese, tramite i suoi vertici, il direttore generale Orlando che è sempre in prima linea, e Regione Liguria, stanno preparando un bando per assumere nuovo personale, in particolare medici per l'emergenza e urgenza. Giusto, Sara? Sì, giusto. Io adesso non so dove eri rimasto perché io stavo parlando da sola probabilmente, però è il bello della diretta. E io quello che auspico, e che l'ho detto anche, tramite stampa, oggi uscirà una nota, ma ne ho parlato con il direttore generale, che non devono assolutamente essere toccati i servizi dei pronto soccorso, quindi di Santa Corona, che è un DEA di secondo livello a Pietra Ligure, e di Savona, che è un DEA di primo livello. Anche perché ovviamente riaprire il PP di Albenga è un sollievo anche per gli operatori del pronto soccorso di Pietra Ligure, ma se poi il personale è sempre quello, alla fine sarebbero oberati di lavoro, come è successo anche quest'estate, quindi è importante. Purtroppo sappiamo benissimo che la carenza di medici è un problema a livello nazionale, perché non mancano soltanto quelli di emergenza e urgenza, ma mancano anche ad esempio i medici di medicina generale. Ci sono tanti comuni, soprattutto nell'entroterra, che sono sprovvisti di medico di medicina generale, e quindi è un problema a cui bisognerà porre rimedio anche a livello romano, il Ministero, perché purtroppo la carenza si sente in tutti i reparti. Poi va bene, comunque la speriamo che attraverso questo mobilitazione nuovo bando contro... si riesca a risolvere la situazione. E per quanto riguarda il PP di Albenga, il San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure, ma cambiamo argomento dalla sanità. No, però io una piccola polemica, permettimela, perché tutti che le mobilitazioni, flash mob contro questa amministrazione o contro l'amministrazione precedente, ma non dimentichiamoci chi, perché una volta Albenga aveva un pronto soccorso, chi ha chiuso il pronto soccorso, chi ha chiuso il punto di primo intervento 24 ore e chi invece, quando la Lega aveva la delega alla sanità, è riuscita a riaprire il punto di primo intervento H24. Ah, ecco, esatto, questo qua da rimarcare, da ricordare in maniera netta e precisa, come hai fatto giustamente tu adesso, Sara. Dicevo, allora, cambiamo argomento, abbiamo ancora un paio di minuti per parlare invece un po' di politica. Martedì prossimo c'è la riapertura del Consiglio regionale, si terrà la seduta dell'Assemblea legislativa della Liguria e insomma si ritorna un po' sui banchi di scuola anche per voi consiglieri regionali. Siamo già rientrati perché questa settimana si sono riunite le commissioni, anche perché martedì andranno in aula 2 provvedimenti che quindi abbiamo dovuto licenziare in commissione, che sono la modifica dello statuto, che è quello che ci permetterà dopo la modifica il sì del governo, che ci permette di aumentare di 2 unità gli assessori della giunta, quindi saliranno di 2 assessori in più, che questa è una buona notizia, perché ovviamente i nostri assessori hanno tantissime deleghe da gestire, quindi avere 2 persone in più che gestiscono le deleghe sicuramente permetterà di lavorare meglio per la Liguria e per i liguri. Quindi dovremo portare questo, e poi una piccola modifica di uno statuto del Teatro Stabile di Genova. Anche questa è una cosa che ci impongono, diciamo, da Roma per nuove norme. Quindi martedì probabilmente la polemica sugli assessori ci sarà, quindi farà le sue polemiche perché per gli assessori in più, anche lì perché la memoria ce l'hanno sempre corta, dimenticandosi quanti assessori c'erano quando c'era una giunta di sinistra. Esattamente, allora noi passeremo da 7 a 9 assessori, giusto? Da 7 a 9 assessori, sì. Perfetto, benissimo. E mi sembra che durante qualche giunta di sinistra eravamo arrivati addirittura a 14 o 12, mi sbaglio? Sì, 13 o 14 c'erano, tra l'altro anche lì la polemica, perché i nostri assessori si dimettono, quindi ufficialmente sono assessori esterni, metà dalla giunta Burlando erano assessori esterni, quindi
Però la memoria è sempre corta, quando poi ci sono gli altri ci dimentichiamo, no? Esatto. E senti, invece facciamo la stessa domanda che ho fatto ad Armando Biagi per quanto riguarda l'Interiese. Lì nel Savonese com'è andato l'estate? Il turismo? Ecco, lì nel Allora, Savonese turismo c'è stato, un po' di maltempo ultimamente, tanto no? nel weekend, tanto diciamo nei fine settimana soprattutto, un po' penalizzati dal tempo perché ci sono state delle giornate brutte, le previsioni non ci hanno aiutato. Purtroppo anche da noi, ovviamente non come a Ventimiglia, ma da noi dei problemi di sicurezza ci sono stati, anche qua da me a Finale o ad Alassio ci sono stati dei problemi sulle spiagge, problemi a gestire anche questa microcriminalità di ragazzi che di notte evidentemente non hanno nient'altro da fare che andare in giro a fare dei danni. Però direi che è andata abbastanza bene l'estate. Adesso credo che gli albergatori possano essere soddisfatti. Diciamo che ad agosto hanno lavorato tutti, anche gli esercenti, tutti soddisfatti, i ristoranti. Quindi direi che è positivo il bilancio. Bisogna lavorare perché il turismo si allarga tutto l'anno, che le nostre attività possono lavorare tutto l'anno. Quindi adesso ovviamente andiamo un po' nel periodo morto, arriverà novembre, però un po' con l'outdoor, un po' con le manifestazioni, magari enogastronomiche, riusciamo soprattutto nel weekend a portare turisti nei nostri territori. Benissimo, allora ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Sara. Grazie anche a voi, ciao a tutti. Ciao Sara, grazie ancora al nostro capogruppo regionale Sara Foscolo e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.